ora in onda Potere al Popolo. Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Innanzitutto ti ricordo una canzone che sicuramente tu conoscerai di Francesco De Gregori, che si chiama Bologna ed i suoi orchestrali. Penso che fosse un pezzo del 90, del 91, dell'89, in quei 3 anni lì. Allora, il Lepore perché ha fatto quella manifestazione, ma perché il Lepore ha dei favori da restituire. A Bologna sappiamo chi comanda, no? Al di là del Prodi, che fa la parte cattolica del PD, o comunque è cattocomunista del PD, ci sono i centri sociali, giustamente, e ci sono quei gruppi ormai ben organizzati di stranieri che sicuramente voteranno. E quindi lui ha dovuto restituire il favore a questi gruppi e sapeva benissimo a cosa andava incontro. Mi risulta assolutamente impossibile pensare che lui non pensasse a questa cosa. Quindi Bologna è in mano ormai, più che altro al PD, ma soprattutto a chi vota PD. E lo dimostra anche il fatto che la sorella del defunto ambisca a fare politica, perché siamo sempre lì. Monfalcone insegna la presa del potere da parte dei musulmani, o direttamente, quindi con un loro esponente musulmano, oppure indirettamente attraverso un prestanome. Possiamo chiamarlo Lepore? Può darsi. Ti saluto Sammy, ciao. Ah, dimenticavo Sammy, scusami, 15 secondi. Ieri mattina hai raccontato che a Mestre ci sono i docenti scolastici delle scuole dove ci sono quasi nemmeno più italiani che hanno chiesto il trasferimento. Guarda come si fa a conquistare le scuole da parte dell'Islam. Fai scappare via i docenti, non lo fai volutamente, comunque li induci, e poi piano piano vedrai col tempo di metterci i tuoi docenti, i tuoi amministratori scolastici. Ecco fatto l'avvento delle madrasse in Italia. Ciao. Sempre calda l'atmosfera qui a Radio Libertà. Buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo, seconda parte della nostra e vostra controinformazione. Tantissimi messaggi al 340 6709 659. Se volete commentare l'attualità, siete ancora in tempo, inviate un messaggio audio, video o semplicemente scritto al 340 6709 659. Io nei prossimi minuti ve lo mando in onda. Poi chiaramente le ultime notizie. Il sito del Corriere apre in questo momento con in Italia più occupati ma stipendi reali sempre più poveri. Dove ti collochi nella piramide salariale? Ecco il calcolatore per controllare il tuo stipendio giusto. Io non oso naturalmente schiacciarci. Maxi grandine, danni e paura sulla 13, automobili distrutte, feriti come un bombardamento. Potete immaginare chi sia felice in questo momento. Un saluto a tutti i carrozzieri all'ascolto. Agrigento, vasto incendio raggiunge il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 le persone evacuate, situazione drammatica. E poi la bodycam personale del capo pattuglia 28enne, i morsi alle gambe ricevuti dall'agente di 23 anni, l'intervento al pilastro in un video di 20 minuti. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Repubblica in questo momento alla striscia rossa, Agrigentino, immenso incendio minaccia un intero paese. Poi gli scioperi per i treni e sciopero il 24 luglio. Ecco gli orari dello stop e le fasce garantite. E la morte di Fakir, la memoria di mio zio non sia macchiata dalla violenza. La sua voce è spenta, ma la mia ora è più forte. E abbiamo sentito che in piazza c'è già qualcuno pronto a fare politica? Punto di domanda. Stiamo a vedere, ma adesso stiamo a sentire. Come ogni mattina a quest'ora il Qui Parlamento. Tra pochi istanti parliamo insieme a Manfredi Potenti di gratuito patrocinio, poi una bellissima canzone di Lollipop Say Now, ma alle 11.30, oltre naturalmente a leggere i vostri messaggi e gli appuntamenti da non scordare,
parleremo, questa roba interessante, di archeologia. Già, vi porterò in Calabria con il professore Carlo Citter dell'Università degli Studi di Siena, che è direttore scientifico del progetto che si sta portando avanti nel Vibonese. Con noi ci sarà anche il dottore di ricerca in archeologia e antropologia forense Assunta Campi, per parlare di alcuni scavi che si stanno portando avanti in Calabria. Subito però il Qui Parlamento, la linea naturalmente a chi ci deve parlare di un argomento importante e quotidiano, il gratuito patrocinio Manfredi Potenti. Qui Parlamento. La ringrazio, Presidente. Per un professionista la cosa più importante durante una giornata è il tempo, e la cosa che terrorizza di più un professionista è il tempo perso. Sono purtroppo i momenti improduttivi. Con questo disegno di legge noi facciamo un grande regalo a dei professionisti quali gli avvocati. Restituiamo un po' di tempo, togliendolo ad attività prettamente inutili. Noi partiamo dalla considerazione di attività che riguardano delle comunicazioni di variazioni di reddito che sono, è vero, necessarie per quanto riguarda la disciplina di riferimento per il patrocinio a spese dello Stato, ma a seguito di un pronunciamento della Corte di Cassazione risalente al 2022, la Corte interviene in materia di patrocinio a spese dello Stato, introducendo sostanzialmente il vincolo di obbligare l'avvocato a comunicare sempre le variazioni di reddito, ancorché non rilevanti per quel superamento di soglia che è il discrimine fra avere diritto come cliente di un avvocato per essere patrocinato a spese dello Stato in riferimento appunto alla soglia. Il tutto a prescindere, dice la Cassazione, dalla circostanza che la variazione stessa non determini il superamento del limite previsto dalla legge. Quindi noi abbiamo deciso di presentare questo disegno di legge perché da questa pronuncia in poi è derivata una serie di attività di cancellerie dei tribunali, per cui soprattutto in quel distretto di Corte d'Appello di Firenze, da cui tutto era iniziato perché appunto il ricorso fu presentato contro un'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze con la quale era stato accolto un reclamo avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato in occasione di un procedimento penale. Da qui questa precisazione per cui appunto i giudici fiorentini hanno considerato che l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito anno dopo anno non debba in qualche modo essere sanzionabile con la perdita del beneficio nel caso in cui si tratti di variazioni non determinative del superamento del limite che giustifica l'ammissione. Questa era la linea appunto dei giudici fiorentini, messa in crisi da un pronunciamento della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione. E un'argomentazione addotta appunto dalla sesta sezione civile, dicevo, della Corte di Cassazione, trae origine da un pronunciamento per cui appunto l'assolvimento dei minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato, farebbe carico appunto, in questo caso all'avvocato, di dover reperire informazioni anche a rischio di non riferire informazioni esatte da parte del proprio cliente circa delle variazioni magari anche minimali che però non comportano nel loro complesso il superamento di quella soglia appunto che in maniera biennale viene anche aggiornata ai nuovi dati Istat. Questa situazione ha destato da subito forti perplessità.
L'ordinanza della Cassazione effettivamente è divenuta molto gravosa per numerosi avvocati che si sono visti nella impossibilità di poter comunicare queste variazioni che spesso e volentieri espongono al rischio anche di una falsa dichiarazione, qualora questa non corrisponda poi alla successiva dichiarazione dei redditi, di arrecare una difficoltà ulteriore all'attività dell'avvocato, costretto spesso e volentieri a rincorrere il cliente per cercare di ottemperare a questa inutile attività. Pertanto, se nessun dubbio appaia ovviamente all'orizzonte rispetto a comunicazioni di variazioni rilevanti del limite di reddito verificatisi nell'anno precedente ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, noi con questo disegno di legge, grazie ad una modifica intervenuta durante l'esame in commissione, abbiamo posto anche un limite che è il 30 di giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate, per poter in qualche modo anche circoscrivere l'onere di comunicazione di questa variazione, che nel caso rimarrebbe esclusivamente legata a variazioni di reddito rilevanti per il superamento della soglia di ammissione a patrocinio a spese dello Stato. Vado concludendo dichiarando ovviamente un voto favorevole del gruppo della Lega rispetto ad una norma di buonsenso. Non spesso norme di buonsenso sono racchiuse in poche righe come in questo caso, ma per noi è motivo d'orgoglio riuscire a in qualche modo agevolare l'attività professionale dei legali, che si vedranno quindi fortunatamente esclusi da questo obbligo rispetto a una posizione della Corte di Cassazione che, ripeto, ha generato in più occasioni gravi difficoltà per revoche di ammissione a patrocinio a spese dello Stato che oggettivamente potevano essere evitate semplicemente adottando una norma di buonsenso. Nessuno vuole ovviamente profittare delle risorse dello Stato. In questo rispondo suo tramite, Presidente, alle opposizioni che poc'anzi hanno accusato il nostro movimento di aver presentato un emendamento nel corso dei lavori di conversione di un decreto che in questo momento pende in commissioni riunite prima e seconda, per rafforzare un regime di sicurezza anche rispetto ad ammissioni a patrocinio dello Stato in favore di cittadini stranieri che spesso e volentieri, per i quali spesso e volentieri è difficoltoso riuscire a raccogliere informazioni veritiere circa la situazione reddituale nei paesi di origine. Ebbene, data la delicatezza della materia, dato il fatto che abbiamo anche approvato delle norme che ad esempio permettono di fruire del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito per gravi reati come quelli ad esempio in materia sessuale, ebbene il rigore che chiediamo maggiormente rafforzato per alcune categorie di soggetti, chiamiamoli a rischio, ci sembra possibile compensarlo oggi, e concludo, con questo provvedimento che va semplicemente a rendere giustizia di una situazione che avrebbe semplicemente protratto nel tempo degli obblighi burocratici, una spendita di tempo inutile per gli avvocati rispetto a delle variazioni di reddito che oggettivamente non sono rilevanti per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato. La ringrazio e siamo fiduciosi che questo testo trovi l'adesione della maggioranza di quest'Aula. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. You've been looking at me differently, like there's something you won't say. Every sign is getting louder, every word just slips away. We're standing on a light tonight,
between the true and one more lie. I can feel it in the tension. We're running out of time. Don't wait till it's too late. Don't let it fade away. Say now, say now. If you love me, don't back down. Say now, say now. We're too close to turn around. Hold me like you mean it. Like you never let me down. Say now, say now. Don't you let us fall apart. I don't need a perfect answer. I just need something real. If I break and let it break, but I don't hide what you feel. No more almost, no more maybe. We're on the edge, don't lose me. Say now, say now. If you love me, don't back down. Say now, say now. We're too close to turn around. Hold me like you mean it. Like you never let me down. Say now, say now. Don't you let us fall apart. We can still say this, say this, say this. We can still make it, make it, make it. We can still say this, say this, say it. We can still say now, say now. Baila, baila, baila. If you love me, don't back down. Say now, say now. Pompa, pompa, pompa. Don't shut it down. Hold me like you mean it. Like you never let me down. Say now, say now. Don't you let this fall apart. Acciderba, che pezzone! La nuova canzone delle Lollipop sono ritornate, grande successo nei primi anni 2000 con Marcella, Marta, Veronica, ma ce n'erano altre, ora sono rimaste solo queste. Un grande ritorno. Dopo quegli anni le Lollipop hanno rappresentato il primo esperimento italiano di music concert nato in TV, anticipando l'era dei moderni talent show. Ricordiamo le Lollipop per Down Down Down, ma anche Batte Forte, mi piaceva tantissimo. Oggi hanno una maturità artistica che gli permette un messaggio ancora più nitido, ma questa Say Now gira veramente alla grande. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sammy, una cosa è certa, i bolognesi si meritano totalmente questo sindaco. Ma senti, da quello che sto vedendo stanno arrivando centinaia di messaggi che chiedono le dimissioni del sindaco Lepore dopo quella dunata che ha deciso di fare in piazza, ma c'erano due di piazze, assolutamente due. Buondì Sammy, oggi sposo assolutamente lo slogan di Marco Rizzo, contanti e libertà, che detto da un comunista, ci scrive Luca da Milano. Sammy, visto che sono indagati anche i sanitari dell'ambulanza, probabilmente volontari, consigliate a tutti i volontari della Croce Rossa di dimettersi, rischiano la denuncia ogni volta che vanno a soccorrere un delinquente. Questa è l'attualità, signori, i vostri messaggi stanno commentando l'attualità. La stragrande maggioranza dei sindaci quando si insediano dicono sarò il sindaco di tutti. Ergo Lepore è sia il sindaco di una e dell'altra manifestazione, quella pacifica e quella antagonista, anche se non si è notata la differenza. Scherza Alberto da Pordenone. Mustafa è il nostro eroe in questi giorni, stiamo trasmettendo i suoi audio simpaticissimi. Se è così bravo e dice a noi cosa dobbiamo fare, perché non se ne torna a casa sua e sistema il suo paese? Bologna la Dotta è diventata Bologna Lazzo.
singhiozza. Che desolazione dopo essere stata messa a ferro e fuoco dalle orde dei centri sociali. Bravo Lepore, poveri ragazzi delle forze dell'ordine, scrive Graziella. Oggi alle 15:30 nella trasmissione Lega e dintorni con Marco Grimoldi parleremo anche di Bologna con Matteo Di Benedetto, che è il consigliere comunale della Lega. Poi c'è anche Piero Dragan, che è un grandissimo del circolo filologico milanese, insegna dialetto, e con lui parleremo certamente di Milano. Dopodomani, venerdì, parleremo ancora di Bologna con la segretaria della Lega di Bologna, perché ve l'ho detto, ci sono raccolte di firme online per chiedere le dimissioni del sindaco di Bologna, Lepore. Buongiorno, mi piacerebbe sapere quanto sono costate tutte queste manifestazioni sinistre, chi le ha sempre pagate, ci sarà un conto di tutto ciò? C'è come, e lo dobbiamo pagare noi. Il progetto è chiaro, ogni occasione o fatto è pretesto per denigrare il governo di destra, creare caos, scontro sociale, diffondere un senso di smarrimento, assenza di controllo sociale con l'impunità dei crimini commessi da immigrati e non solo, portare il paese a nuove elezioni per crisi di governo, propagandare severità e controllo dell'ordine pubblico, e una volta che i partiti neocomunisti torneranno al governo, la sinistra toglierà gradualmente ogni forma di libertà, perché sarà il popolo ad averli legittimati. Auguri gente, scrive Gianluca. Non frega nulla a nessuno di proteggere i ragazzi, bensì serve a identificare ognuno di noi sui social, così fanno meno fatica a trovarci e zittirci riguardo il divieto per i social ai quindicenni che è arrivato in Francia. Petizione per cedere Bologna all'Africa. Sul serio, avete rotto i coglioni? Fai vedere questa locandina. Si scherza, ragazzi, ci mancherebbe. Diciamo che se magari il sindaco di Bologna si rendesse conto di quello che ha fatto, sarebbe già un successo. Certo che sparano i fuochi d'artificio, devono pur festeggiare il fatto che da oggi in poi saranno mantenuti da un popolo di coglioni, scrive Gino, il simpatico Piddino, che vedo che la pensa come noi. Sì, riguardo allo sbarco di immigrati in Sardegna sulla bellissima spiaggia di Isarenas, sono sbarcati e hanno sparato fuochi artificiali. Giuro, no al reintegro dei medici sospesi perché disobbedienti? Dittatura sanitaria, Mattarella proprio rotto, che chiarisca subito, ciao ciao mummia, parlava di me, Silvio da Torino, presidente, e basta con questo beduino, Fulvio da Varese, siamo tornati ai bei tempi di Radio Padania Libera, D'altronde, quando c'è bisogno di noi, noi ci siamo, e a quanto pare questo è il momento giusto. Carmen, ciao Sammy, ieri qualcuno ha proposto di applicare agli stranieri che delinquono le leggi dei paesi da dove provengono. Mi sembra un'idea perfetta, non sarebbe certo razzismo. Mi chiedo come mai le forze dell'ordine non usino sempre il taser piuttosto che un fermo a terra per sedare i delinquenti che stanno occupando le nostre città. Anna Maria da Vicenza. Mustafa, se sei all'ascolto tramite il DJ e senza parolacce ascolta, prendi subito un barcone e vattene da questo paese, spero che tanti altri ti seguano. Ragazzi, vado avanti fino a domani con i messaggi qua, Risarcire un delinquente equivale a legittimare il reato, quindi cosa si fa a fare il processo? Se si parte dal presupposto che il rapinatore va risarcito, di cosa stiamo parlando? Io da molto tempo, seguendovi dal 2000 con abbonamento, non partecipo più telefonando perché non ho bisogno di sentire in radio la mia voce e fare sfoggio di che cosa, e poi ascolto sempre con sufficienza, anche se anticipavo analisi, anche se il dibattito che cercavo di sollevare finiva in interventi del tipo sopra. Perciò quando posso e firmando vi invio le mie analisi e pareri, ma credo che cesserò. La mia vasta esperienza in molti settori sarebbe da sfruttare, ma chi è onorevole o capo vuole circondarsi sempre di inferiori per non fare concorrenza. Grazie al resoconto degli interventi, onorevole. Vabbè, Maurizio, non sto, stai menando il torrone. Se vuoi intervenire, intervieni, se no è inutile che meni il torrone con la O. Buongiorno, ancora messaggi, ancora audio. L'ultimo audio, poi c'è la pausa. Vai.
Ciao Sammy, sono Alberto da Colnago. Stamattina il nostro direttore ha detto che, evocando l'articolo 142 del testo unico degli enti locali, firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio Giuliano Amato e dal Presidente della Repubblica Ciampi, si può chiedere la decadenza del sindaco di Bologna Lepore. La motivazione riguarda, per farla breve, l'aver creato i presupposti contro l'ordine pubblico, cioè aver esternato con parole fuori luogo e incitato i cittadini a manifestare contro la polizia e il governo con motivazioni non accertate. Esistendo questa regola scritta, non è possibile non richiederne l'applicazione e se la Lega non prosegue questa possibilità per fare decadere il sindaco sarebbe per tutti noi un segnale di qualunquismo politico. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Are we always scared of shadows? I've been wondering for the longest time. Maybe we never found the courage to get by. But now it's time to face life, face life, face life. Like the sun on a rainy day. Hope is gonna wash away. Trust in dreams and they will find you. Just close your eyes and there they are. In the mystery of life and love, you're lost in the constellations. We are stars shining from above, from above. Sunlight speeding slowly. Comets waiting to descend with God-given love. Like the sun on a rainy day. Hope it's gonna wash away. Trust in dreams and they will find you. Just close your eyes and there they are. The mystery of life and love.
Just close your eyes and die in the mystery of life and love. Ci piace, c'è anche un bellissimo video, la nuova canzone da trovare su tutti gli store digitali, anche semplicemente su YouTube, che ci porta a ritrovare Fabio Gomez, vecchio amico di Radio Libertà. Fabio Gomez con Mystery, appena uscita dappertutto. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà, parliamo di archeologia, parliamo della nostra bellissima Italia, parliamo di lavori, valori, tesori da scoprire nel nostro territorio, ma soprattutto da valorizzare, da rendere importanti, da pubblicizzare, signori. E noi partiamo dai lavori che si stanno facendo per scoprire questi tesori. Ci colleghiamo con la Calabria, ci colleghiamo con Assunta Campi con noi. Ciao Assunta! Ciao! Piacere, ben ritrovata. Ci siamo sentiti un po' di mesi fa e più che volentieri, immediatamente quando ho saputo che stai lavorando e su cosa stai lavorando, ho detto no, ci devi raccontare tutto, ma con noi anche il professore Carlo Citter. Buongiorno. Buongiorno a voi. Piacere Carlo, Università degli Studi di Siena, direttore scientifico del progetto che si sta portando avanti e di cui adesso ci parlate. Assunta, dottore di ricerca in archeologia e antropologa forense, coordinatrice di questa campagna scavi nel sito di Castelmonardo, Filadelfia. Siamo nel Vibonese, appunto, in Calabria, uno dei più importanti siti medioevali della Calabria, dove potenzialmente si può cercare e trovare molto. E allora chiedo a te, Assunta, cosa, per esempio, cosa state cercando? Cosa state trovando? Quali risultati state ottenendo? Assunta Campi. Sì, allora Castelmonardo è appunto l'antico abitato di Filadelfia distrutto dal terremoto del 1783. È una città molto grande, contiamo almeno 28 ettari al momento. E quindi diciamo che in questi mesi stiamo scavando quella che è la rocca, che è la parte sommitale, quindi quella che dovrebbe conservare le tracce dell'insediamento appunto più antico. Quindi sono in corso gli scavi che continueranno anche nei mesi autunnali e vedremo insomma quali sorprese ci riserverà. E minimamente poi ci racconti anche le tue emozioni, perché ho letto che consideri Castelmonardo non soltanto un sito archeologico, ma qualcosa di più, una presenza, ho letto in un'intervista, poi ci racconti. Ma intanto sentiamo il professor Citter, perché Castelmonardo è un caso di studio, di riferimento per l'archeologia dell'Italia meridionale. Perché? Perché è così importante? Che cosa effettivamente rappresenta, professore? Allora, è importante, direi, per un paio di motivi. Il primo è che la sequenza che ci conserva va con tutta probabilità dagli inizi del Medioevo, quindi dalla fine del mondo romano, fino al 1783. Quindi è un periodo di tempo estremamente lungo che ci permette di cogliere tutte le trasformazioni della società, dell'economia e della cultura. L'altro è la sua incredibile estensione. 28 ettari, non sappiamo ovviamente se tutti abitati nello stesso momento o in fasi differenti, questo dovremmo capirlo, però sono una cifra, tanto per dare un termine di paragone, quasi 3 volte la città di Firenze in età romana. Quindi si tratta di fattori di scala così enormi che ci pongono anche proprio il problema di una strategia di approccio alla ricerca.
E proprio per questo chiedo ad Assunta quali tappe state seguendo, come si calendarizza il lavoro di ricerca. Per noi che non capiamo assolutamente niente, Assunta, è che non è semplice perché sono anche due teste differenti, ma è bello raccontarlo a chi magari sta vivendo realtà completamente diverse. Campi. Sì, allora, diciamo che il lavoro è iniziato nel 2024 e rientra in un progetto più ampio che è MedToMod, di cui poi mi parlerà il professore. È iniziato appunto nel 2024, durante il quale abbiamo fatto, diciamo, un'attività di ricognizione, e quindi abbiamo schedato e analizzato tutte le emergenze che erano già visibili sul territorio, quindi indagini non invasive e preparatorie comunque allo scavo. Quindi ci siamo fatti un'idea di quello che poteva essere il sito, e il passo successivo è stato appunto quello di programmare lo scavo, quindi lo scavo che è iniziato appunto nel mese di maggio. Abbiamo individuato, come dicevo prima, nella rocca il luogo ideale, perché è quello che poteva darci delle informazioni sull'abitato precedente, ma quello che poi ci potrà dare informazioni anche per quanto riguarda tutto lo sviluppo urbanistico poi successivo, fino ad arrivare al momento dell'abbandono del 1783. Quindi in autunno proseguiremo lo scavo della rocca e poi, in base insomma ai risultati, programmeremo le campagne successive. Fantastico, fantastico. Quindi chiediamo al professore Citere anche di ulteriormente approfondire questo discorso, e pensando anche a quando sono cominciate le prime campagne di scavi a Castelmonardo, i primi anni 70 mi pare di leggere, e volevo chiederle, professore, anche come è cambiato nel tempo con le nuove tecnologie il lavoro dell'archeologo, del ricercatore, cioè si utilizzano cose che negli anni 70 magari non esistevano assolutamente, non era pensabile, o alla fine l'archeologo si mette lì e ci vuole una presenza fisica assolutamente prioritaria. C'è stato un cambiamento nel vostro lavoro, professore? Allora, c'è stato un cambiamento radicale, anche semplicemente dagli anni '80, quando io ho studiato. Non avremmo mai immaginato di lavorare con le strumentazioni, le analisi chimico-fisiche, l'informatica, l'intelligenza artificiale, così come lavoriamo oggi. Sono nate delle professionalità di frontiera, dal geoarcheologo al bioarcheologo all'archeologo informatico. Certamente però una cosa è rimasta: l'archeologo deve stare sul campo, e alla fine, un po' come un chirurgo, l'archeologo deve andare a fare un'operazione, quindi deve aprire per vedere che cosa c'è. E questa è una cosa che non cambia assolutamente, che poi è lo stereotipo dell'archeologo che immaginiamo tutti noi. E tornando a quest'area così importante e così grande, Carlo, come immagina il futuro di quest'area? Quale potrebbe essere l'obiettivo finale di questo immenso lavoro che state facendo da tanti anni? Allora, l'idea di un parco archeologico certamente c'è, ma vorrei evitare che fosse il solito parco archeologico dove si staccano biglietti e il turista non viene guidato. Vorrei che fosse un luogo vitale per la comunità, oltre che per i turisti. Vorrei che fosse un volano anche per l'economia, per la nascita di micro e piccole imprese nella filiera agroalimentare, nella fornitura di servizi al turista, quindi in tutto quel indotto che la cultura può generare. Credo che questa sia l'unica soluzione possibile in un periodo di crisi in cui l'archeologo non può andare a drenare risorse per il solo soddisfacimento di una curiosità intellettuale.
Interessante, quindi un sito molto collegato al territorio, alle attività sul territorio. Ricordiamo, stiamo parlando di Castelmonardo, Filadelfia, in Calabria, e cercatelo su Google perché molti magari giustamente sono ignoranti, però è un qualcosa di interessantissimo, e se magari siete in zona e effettivamente siete lì, magari a due passi non lo sapevate. E torniamo tra poco a parlare magari di quello che può fare la politica o il governo, che non sta facendo, o magari fare qualche cosa di più. Intanto però volevo chiedere all'Assunta Campi questa frase bellissima che ho letto in una tua intervista, cioè che Castelmonardo non è soltanto un sito archeologico ma una presenza. Che cosa intendevi con questa battuta? Allora, intendevo proprio che Castelmonardo continua oggi ad essere una presenza all'interno della comunità di Filadelfia, perché Filadelfia è il nuovo abitato che sostituisce Castelmonardo a seguito del terremoto del 1783, perdendone comunque quella che è un po' di identità, quindi cambiando nome, cambiando luogo. Però nonostante tutto all'interno appunto della popolazione di Filadelfia rimane sempre il legame con Castelmonardo, rimane riguardo ai santi venerati, riguardo le chiese costruite nella nuova Filadelfia, ma rimane proprio come senso di appartenenza. Ecco perché è sicuramente un sito archeologico, ma è una presenza sia per la popolazione di Filadelfia, sia per noi che comunque ci lavoriamo e che cerchiamo ogni giorno di ricostruire una storia di cui sappiamo ben poco, ma sappiamo che c'è. Una grande passione veramente che trasmetti comunque, Assunta, e stanno arrivando anche WhatsApp che vi fanno i complimenti. Allora, siccome la nostra radio fa un po' da collegamento quotidiano tra gli ascoltatori, gli ospiti e il governo, la politica, che speriamo sia sempre buona, anche se non sempre vediamo che funziona, e chiedo al professor Carlo Citer proprio questa cosa, che cosa si può chiedere al governo per valorizzare maggiormente aree come quella di Castelmonardo. Dicevo prima, la nostra Italia è stupenda, fantastica, vediamo anche turisti, anche grazie alla pubblicità delle Olimpiadi, che stanno arrivando da tutto il mondo, la stanno scoprendo alla stragrande, riusciamo a sopravvivere anche, direi, soprattutto grazie a quello, al turismo, ma forse ci sono zone appunto che potrebbero essere pubblicizzate un po' di più, visto che i mezzi non mancano, a cercare di pensare un po' di più a valorizzare certe zone d'Italia. Citer, cosa si può fare? Cosa si può chiedere ai politici, al governo, per rafforzare il vostro lavoro e soprattutto l'importante lavoro culturale che state portando avanti? Carlo. Allora, io credo che non si debba andare a richiedere soldi così a pioggia. Credo che sia un atto di onestà intellettuale andare a proporre dei progetti di sviluppo del territorio. Ripeto, non mi sembra neanche giusto andare a scavare tutta Italia se poi questi siti rimangono chiusi, pericolanti, transennati e non creano un legame identitario. Dobbiamo selezionare, ovviamente, questo purtroppo in un paese così ricco come l'Italia, dobbiamo selezionare quei siti campione che ci permettono di raccontare una narrazione del rapporto fra l'uomo e l'ambiente, dello sviluppo di un territorio. Ma questi siti valorizzati devono essere al tempo stesso uno strumento per i piani di sviluppo attuali. Cioè, quando si fanno piani di sviluppo svincolati dal passato culturale, si crea una frattura e non sempre questi piani funzionano. Quindi se ci limitiamo agli aspetti solamente economici, rischiamo veramente di tagliare una parte importante. Quindi non è solo una questione di avere risorse, è come queste risorse vengono progettate in una progettazione condivisa. Deve essere condivisa a tutti i livelli,
in primo luogo deve essere la comunità che detiene il patrimonio culturale ad avere una voce in capitolo, perché poi sa, l'archeologo quando ha finito il suo lavoro va da un'altra parte. Che cosa lascia? Deve lasciare una comunità viva, consapevole, partecipe, che prende in carico questo bene e lo valorizza anche per promuovere, che ne so, banalmente, un branding del territorio. Perfetto, parole bellissime e importanti. Invitiamo il territorio a fare squadra anche con la storia, che è una delle cose più belle, più importanti che noi possediamo in questo paese così vecchio, così antico. E non posso che veramente ringraziare quello che ci avete regalato oggi, un assaggio di cultura, un assaggio di territorio. Siamo andati, avete visto anche in radiovisione, sui social, a Castelmonardo, Filadelfia, nel Vibonese, in Calabria. Cercate su Google per saperne di più, ma cercate anche il professore Carlo Cittere, Università degli Studi di Siena, direttore scientifico di questo progetto, un archeologo che si occupa di Medioevo. Se lo cercate su YouTube trovate tanti suoi discorsi interessantissimi. Assunta Campi, dottore di ricerca in archeologia e antropologa forense, coordinatrice di questa campagna Scavi. Assunta, grazie davvero per questa tua segnalazione che ci ha portato un assaggio di cultura. Tu lo sai, quando vuoi noi ci siamo. Va benissimo, grazie. Grazie al professor Citer, buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi. A presto e grazie anche ai nostri ascoltatori che ho visto hanno partecipato moltissimo e ogni tanto Sammy Varin mi parla anche di cultura, dai. Gli appuntamenti da non scordare, certo tra poco me ne vado ma ritorno perché è mercoledì ci sono gli appuntamenti da non scordare targati Lega adesso e dopo, quelli in giro per l'Italia, su e giù per l'Italia, feste, sagre, ce ne sono alcune carinissime. Intanto, per chi ci ascolta in diretta, questo venerdì 24 luglio, se siete giovani, anche se non lo siete, lo sapete che poi ci intrufoliamo, l'aperitivo giovani in provincia di Latina, signori, una serata tutta da vivere, venerdì 24 luglio a partire dalle ore 21, a Terracina, in provincia di Latina, le rive di Traiano, apericena 15 euro a persona se hai tra i 16 e i 35 anni, ma facciamo anche 40 o 50, questo è il tuo posto, intrufolatevi ugualmente, il futuro è nostro, costruiamolo insieme. La Lega Giovani della provincia di Latina vi invita questo venerdì 24 luglio alla pericena tra giovani e mica troppo giovani, le rive di Traiano, Terracina, provincia di Latina. So che in molti sono in vacanza in queste settimane, quindi magari vi capita di essere nel posto giusto. Galeata, qui siamo in provincia di Forlì Cesena, la festa della Lega di Galeata c'è questo venerdì 24 luglio presso l'area ex campo sportivo di Galeata in provincia di Forlì Cesena, ore 19:30, cena romagnola. Festa della Lega Romagna, 30-31 luglio, 1-2 agosto, cucina dalle ore 19, dibattiti dalle 20:30, sabato 1 agosto, arriva Matteo Salvini. Segnate giù, Festa della Lega Romagna, 30-31 luglio, 1-2 agosto, si mangia dalle 19, i dibattiti dalle 20:30, Torre San Michele, Piazza Maffei, Cervia, Milano Marittima. Lo so che siete moltissimi in vacanza lì in zona. Sabato 1 agosto arriva Matteo Salvini a Cervia, Milano Marittima, la festa della Lega Romagna, e certamente avremo modo di riprendere per radio i vari interventi dal palco. Ancora feste della Lega, Festival Lago e Valli, siamo
alla 32esima edizione, da 32 anni questa festa, la festa della Lega a Colico, presso il Palalegnone, 31 luglio, 1 agosto, Lega Salvini Premier e Movimento Giovani di Lecco. La presenza di importanti personalità politiche, vi sapremo dire nelle prossime settimane, servizio ristorazione, orchestra tutte le sere. 31 luglio, 1 agosto, Festival Lago e Valli al Palalegnone di Viale Padania, direi che non potete mancare, Palalegnone, Viale Padania, in quel di Colico, nel bellissimo lago che parte da Lecco sempre dritto verso la Valtellina. Prima di girare a destra vi fermate. La quinta festa della Lega Valle Scrivia, siamo a Castelnuovo Scrivia, provincia di Alessandria. Proprio dopodomani, venerdì 24 luglio, apericena e DJ set, ma soprattutto naturalmente si mangia, si beve e si ascoltano i nostri politici. Questo venerdì 24 luglio presso le piscine di Castelnuovo Scrivia in provincia di Alessandria, via Masnaco Nicolosio 28 Barrà. Grandi ospiti politici, non manca Riccardo Molinari, che è il capo della Lega in Piemonte, l'assessore regionale Enrico Bussalino, il segretario provinciale Lino Pettazzi, il sindaco di Tortona Federico Chiodi, il segretario Lega Sezione Bassa Valle Scrivia Mirko Villani e tanti altri esponenti politici della zona. Questo venerdì 24 luglio, la quinta festa della Lega Bassa Valle Scrivia, piscine di Castelnuovo Scrivia in provincia di Alessandria. Mi fermo? No, vi dico già dello Spiedo Padano, oltre naturalmente di Pontida, non è ancora ufficiale, ma la data sarebbe 20 settembre, io ve la dico perché siamo tra amici. Domenica 6 settembre invece, come ormai tradizione, c'è lo Spiedo Padano, ragazzi miei. Se ci seguite dalla provincia di Brescia, ma arriviamo anche da Milano, domenica 6 settembre a pranzo, presso il ristorante Birreria La Loggia di Rovato in provincia di Brescia, lo storico Spiedo Padano da 11 anni ogni anno. Io sono lì a mangiarmelo. Chiaramente con me ci sarà Radio Libertà, ci saranno i gadget, le magliette, tutte le cosettine che il Marco Grimoldi si inventa ogni anno, un anticipo della Pontida che arriva poi a settembre inoltrato. Ci fermiamo, la pausa, 10 minuti, anche meno, e poi ritorno con le feste, quelle in giro per l'Italia di È tutto magna magna.